arrivo a Padova, la Croce Rossa già prepara la prima delle due strutture chiamate ad ospitare i profughi in città. Soluzione temporanea, ribadisce il comune, opposizione all'attacco, dibattito nelle altre amministrazioni chiamate a dare una mano. Tragedia sulle Alpi Giulia, al confine tra Italia e Slovenia. Due giovani soccorritori della Guardia di Finanza precipitano dall'accordata durante un addestramento, erano in servizio a Tarvisio. Confermata in appello la condanna a 6 mesi per Ilaria De Rosa, la 24enne di Resana arrestata in Arabia Saudita con l'accusa di aver addosso uno spinello, dovrà rimanere in cella fino a novembre. L'autopsia sul corpo dell'80enne ristoratore di Cimadolmo trovato nella Concimaia conferma l'ipotesi investigativa. Maurizio Bassetto si è tolto la vita, un colpo fatale all'addome. Sono tutti giovanissimi i responsabili della violenta aggressione ad un 33enne in bici che a Bibbione è stato colpito per averli rimproverati mentre stavano in mezzo alla strada incastrati dalle telecamere. A Padova la sperimentazione del semaforo pedonale antidistratti da smartphone, una luce rossa sulle strisce pedonali per evitare che il pedone col cellulare in mano attraversi col rosso rischiando di essere investito. Attentato di stampo mafioso, il giornalista Gervasutti racconta Focus un dettaglio inedito del suo rapporto con quello che secondo le indagini sarebbe il mandante, l'ex senatore Alberto Filippi. 3 consiglieri e un assessore leghisti troppo critici nei confronti della giunta di centrodestra, il segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani in nomina e il senatore Paolo Tosato come tutore del gruppo consiliare. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, dopo l'annuncio del sindaco di Padova di offrire alla prefettura 2 strutture per l'accoglienza temporanea dei migranti, sono già partiti i lavori della palestra della scuola media Falconetto in zona Forcellini per preparare la struttura ad ospitare 30 richiedenti asilo. Nella palestra delle scuole medie Falconetto di Padova sono arrivate le brandine portate dai volontari della locale Croce Rossa Italiana e verranno ospitati una trentina di richiedenti asilo. Dopo l'annuncio del sindaco Sergio Giordani, è questa la scuola che a breve ospiterà i migranti. L'uso della palestra è temporaneo, come ha sottolineato anche il primo cittadino. La struttura, infatti, il 13 settembre tornerà a riempirsi di studenti. Per quella data i migranti non ci saranno più e la struttura sarà nuovamente utilizzabile. Per ora a Padova questo è l'unico punto in allestimento. La palestra del Duca degli Abruzzi al momento non sarà utilizzata. Non c'è ancora una data precisa per l'arrivo dei richiedenti asilo, per la maggior parte persone provenienti dalle aree subsahariane. Le ipotesi più realistiche parlano già di domani o del fine settimana. Speriamo che vengano rispettati i tempi e i modi per assicurare che il 13 settembre comincino le scuole con la presenza appunto degli alunni a scuola, ma comunque ricordiamo anche dal 1 settembre gli insegnanti prendono servizio e con le riunioni per l'organizzazione dell'anno scolastico, quindi insomma auspichiamo che tutto questo rientri, che possiamo permettere ai nostri studenti, al corpo insegnanti e tutto il personale della scuola un inizio sicuro di anno scolastico. Anche a Selvazzano Dentro, comune commissariato dopo la caduta del sindaco Giovanna Rossi, potrebbero arrivare dei migranti. Qui la palestra scelta per l'accoglienza è la palestra comunale di Feriole, non quella delle scuole Cesarotti, come era sembrato in un primo momento. Anche qui l'ospitalità sarà data a circa una trentina di persone, ma gli arrivi dovrebbero essere previsti per la prossima settimana. L'amministrazione padovana rivendica la scelta di aprire le palestre delle scuole per accogliere i migranti, l'unico modo per evitare la nascita di hub. Noi lo ribadiamo, siamo per l'accoglienza diffusa, un modello sostenibile sia per chi arriva ma anche per le popolazioni locali che così non hanno grandi insediamenti che possono creare dei problemi. Molti sindaci anche che sostengono il governo sostengono questo modello. Purtroppo non abbiamo ancora delle soluzioni, delle proposte da parte del governo. Le aspettiamo, ribadendo che noi, come altri sindaci, ripeto, che sostengono il governo, siamo per il modello dell'accoglienza diffusa, che è quello unico vero che funziona. In molti non sapevano che la palestra della scuola di quartiere sarà utilizzata temporaneamente per ospitare richiedenti asilo. Come era facile aspettarsi, i residenti sono divisi tra chi non li vuole e chi non ha problemi con il loro arrivo. La palestra della scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini ospiterà
temporaneamente alcuni dei richiedenti asilo. Abbiamo chiesto ai residenti del quartiere cosa ne pensino di questa iniziativa. Almeno non sono d'accordo. Sì, perché dopo sai cosa può succedere, è vero? Non lo sapevamo, non c'era stato detto, non eravamo a conoscenza di questa cosa qui. E cosa ne pensate? In realtà non la trovo una cosa negativa né per il quartiere né per Padova in generale. Ma per me non c'è nessun problema, non saprei cosa dire. Sono qua uno studente, quindi per me mi sembra giusto, non so. Sì, 30 è un bel numero per questo quartiere. Se hanno deciso così, il sindaco è un buon sindaco. Spero che abbia fatto bene le sue valutazioni su questo territorio qua, che è abbastanza tranquillo, o che non ci siano problemi, magari come da altre parti di Padova, capito? Devono comportarsi bene, devono trovare un lavoro, cioè questo è. No, non ci va bene più che altro, non è che ci preoccupa, non ci va bene, al manco io non... Perché non si sa dove, quando comincia, non si saprà neanche quando finisce. Poi verrà fuori l'imposizione, Dio sa di qua il governo dei macacchi. Che se sono controllati magari possiamo anche magari accettarli, se ci sono delle persone che controllano queste persone, che non facciano appunto del male, che non peggiorino le cose. Io sono anche d'accordo per quello, perché però l'importante è che ci sia un controllo, insomma. Quella dell'amministrazione padovana è una scelta politica, dice il primo cittadino di Noventa Padovana, il leghista Marcello Bano, che nel mio comune dice non ci sono spazi. Non c'è posto in tutti i comuni, non c'è posto anche su Padova, tutti capiscono che quello che sta facendo Giordani è una sciocchezza incredibile, perché non risolvi nessun problema. Uno si rende conto che a 3 settimane dall'apertura delle scuole fare una tendopoli dentro una palestra è una sciocchezza incredibile. Non usa giri di parole Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, commentando la scelta del sindaco di Padova, Sergio Giordani, di aprire le palestre di 2 scuole. Non ci sono spazi nel nostro comune, quella padovana è una scelta politica, dice. Non penso che sia stato un errore, penso che sia una decisione politica. Quello che continuiamo a dire noi della Lega, che non c'è posto nei comuni, che non c'è posto soprattutto a Padova, questa è la prova provata, e quello che porterà a questo è un enorme disagio per i ragazzi, per tutti i cittadini, ma sono le solite cose, è una posizione politica, perché devono far vedere che sono accoglienti. L'accoglienza diffusa non è la soluzione per il primo cittadino di Noventa, che si dichiara indisponibile ad accogliere sul suo territorio richiedenti asilo. Non esiste al mondo l'accoglienza diffusa. È una sciocchezza incredibile, è una fake news che viene detta ai cittadini per tenerli calmi. Non risolvi nulla, continuano a sbarcare, bisogna bloccare gli sbarchi, bisogna fare i respingimenti. Questo è quello che bisogna fare come governo. Continuiamo con la cronaca. Tragedia sulle Alpi Giulie, al confine tra Italia e Slovenia. 2 giovani soccorritori della Guardia di Finanza precipitano dalla cordata durante un addestramento, erano in servizio a Tarvisio. I loro corpi sono stati ritrovati nella notte, poco dopo le 2, alla base della parete del piccolo Mangart di Coritenza, a quota 1600 metri, tra le Alpi Giulie. Giulio Alberto Pacchione, nato a Reggio Emilia, era originario della provincia di Teramo, di Silvi Marina. Lorenzo Paroni, di 20 anni, era nato a Pordenone, ma originario di Montereale Valcellina. Entrambi erano finanzieri in forza alla caserma della Guardia di Finanza tarvisiana. I 2 stavano risalendo la via Piussi, una via di 6° grado che percorre la verticale nord del monte. I 2 giovani erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma nella serata di ieri. Si tratta dunque di un incidente in servizio, in quanto tale è al vaglio della Procura di Udine, che ha aperto un'inchiesta. Proprio per la difficoltà della via e per il fatto che le capacità dei 2 erano ben note, l'allarme sul mancato rientro dei 2 alpinisti è scattato solo in tarda serata. Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Lorenzo era a tutti gli effetti già un tecnico del CNSAS, mentre Giulio era un aspirante soccorritore e avrebbe dovuto a breve sostenere l'esame d'ingresso nel corpo.
La dinamica dell'incidente al vaglio degli inquirenti, ma una prima valutazione porta a pensare si sia trattato di una tragica fatalità scatenata da cause oggettive e ambientali, con un probabile crollo o distacco dall'alto che ha trascinato entrambi gli alpinisti. Impossibile al momento valutare l'ora dell'incidente e a che punto della parete sia avvenuto. I due giovani finanzieri non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici né attraverso i dispositivi radio che avevano al seguito. I colleghi in caserma hanno iniziato a preoccuparsi, attorno alla mezzanotte si sono portati ai laghi di Fusine e poi nei pressi del rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo. Una volta raggiunti a piedi alla base della parete c'è stata la triste scoperta che lascia presupporre ad una caduta di diverse decine di metri. Il recupero dei corpi, ancora legati in cordata, è avvenuto nella mattinata di oggi. La preparazione di entrambi era di altissimo livello, raccontano dal soccorso alpino. Entrambi conoscevano le pareti rocciose del Mangart, dove avevano tra l'altro già salito il temibile e famoso Diedro Cozzolino, una delle vie più difficili delle Alpi. Giulio era anche maestro di sci a Tarvisio, a Lorenzo mancava solamente un esame per diventare guida alpina. Confermata in appello la condanna a 6 mesi di carcere per Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana nel Trevigiano, arrestata a maggio in Arabia Saudita con l'accusa di avere addosso uno spinello. La ragazza dovrà rimanere in carcere fino a novembre se prima non interverrà un provvedimento di grazia. L'iter è stato avviato dalla Farnesina. Dopo 2 udienze rinviate, la sentenza d'appello è stata alla fine pronunciata, ma l'esito non è quello sperato. Il tribunale arabo ha confermato la condanna a 6 mesi di carcere per Ilaria De Rosa, l'hostess 24enne di Resana, in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita, con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Addosso, secondo la polizia del luogo, avrebbe avuto una modica quantità di hashish. L'assistente di volo della compagnia lituana Avion Express dovrà dunque scontare la pena per intero, rimanendo in cella fino a novembre, e al termine di questo periodo potrebbe venire espulsa dal paese medio orientale. Una brutta notizia, perché un po' di speranze c'erano che potesse venire a casa il prima possibile, però a questo punto dobbiamo accettare la sentenza, quello che è passato in giudicato, questo secondo grado di giudizio, che quindi ha dato la conferma che dovrà rimanere fino a novembre. La famiglia di Ilaria rimane in silenzio. Familiari e amici della ragazza speravano di accorciare la permanenza nella prigione araba. So che c'è questa richiesta di grazia, però a questo punto i tempi mi sa che sono corti, sono brevi, quindi più che altro il pensiero va ai genitori, alla famiglia che chiaramente a casa l'aspetta a braccia aperte e l'aspetta. Speriamo passi in fretta questi mesi, queste settimane, direi ormai. I 3 amici che la sera dell'arresto, il 5 maggio scorso, durante una festa in villa, erano con lei, hanno avuto condanne ben più pesanti. La ragazza aveva sempre respinto le accuse a suo carico e gli stessi amici, con le loro testimonianze, l'avevano scagionata. Ma nulla è bastato a evitarle il duro giudizio dei giudici sauditi e ora la speranza è quella che la 24enne non subisca vessazioni in carcere. Questa è la preoccupazione maggiore. Speriamo però venga trattata in maniera non umana sicuramente, ma anche di favore anche per una ragazza che alla fine sì, ha preso questi 6 mesi, ma vedendo le condanne per i suoi amici, i suoi compagni, direi che era forse la persona da liberare subito. Si svolgeranno domani alle 9:30 nella chiesa arcipratale di Salzano i funerali di Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto nell'ascensore di un condominio a Mestre. Il corteo funebre partirà alle 9 dall'ospedale All'Angelo per raggiungere la chiesa. Al termine della cerimonia proseguirà verso il crematorio. Intanto l'autopsia disposta sul corpo della vittima ha accertato che a provocare la morte del ragazzo è stata una frattura cranica. Maurizio Bassetto, il noto ristoratore di Cimadolmo nel Trevigiano, si è tolto la vita. Oggi l'autopsia ha il colpo fatale, quello all'addome. Nessuna ferita da difesa, nessuna lesione alla schiena provocata da terzi. Maurizio Bassetto, 80 anni, noto ristoratore di Cimadolmo, trovato senza vita sabato scorso da un familiare, si è suicidato. Il corpo è stato scoperto all'interno della concimaia poco distante il suo ristorante. Addosso gli investigatori avevano trovato un rasoio ed un coltello. La procura aveva aperto un fascicolo sul caso. I carabinieri della compagnia di Conegliano, intervenuti sul posto, pur non escludendo nessuna ipotesi,
forensi avevano sospettato fin dall'inizio che potesse trattarsi di un gesto estremo, un giallo risolto, la verità della morte dell'imprenditore, la data l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Il colpo letale è stato quello che si sarebbe inferto all'addome, un taglio profondo che non gli ha lasciato scampo. Bassetto non sarebbe morto subito, successive le ferite al torace. La scomparsa del ristoratore titolare dell'omonimo ristorante sulle Grave del Piave ha sconvolto la marca anche per le sue modalità. Nelle prossime ore il pubblico ministero potrà dare il nulla osta per la sepoltura. La data dei funerali sarà fissata a breve. Maurizio non ha lasciato nessun biglietto. Ancora amici e parenti non riescono a capacitarsi. Una tragedia immensa che lascia attonita la comunità intera. Semafori anti-smartphone anche a Padova, prima in Veneto come già sperimentalmente in altre città italiane. Nella città del Santo, in Prato della Valle, sono stati installati 2 apparecchi capaci di proteggere il pedone che rischia di essere investito perché distratto dallo smartphone attraverso le strisce con il rosso. Partendo dalla constatazione che sempre più persone camminano guardando il telefonino, il semaforo pedonale aggiunge alle 3 tradizionali icone verde, gialla e rossa dell'omino stilizzato la proiezione a terra sull'asfalto in corrispondenza della prima riga zebrata di un'intensa striscia di luce rossa, luce che scompare quando il semaforo è verde e l'attraversamento è consentito. Gli impianti sono stati forniti gratuitamente dall'amministrazione della ditta che fornisce tutti i semafori in città. Quello di Prato della Valle, davanti all'ex Foro Boario, collegato ad un grande parcheggio, è utilizzato non solo dai padovani ma anche da moltissimi turisti. E continuiamo con la cronaca. Un branco di giovanissimi trevigiani e veneziani è entrato in azione a Bibbione aggredendo un 33enne che li aveva rimproverati. Sono stati subito incastrati dalle telecamere della polizia locale e controllati a vista da un agente. Il bus che li stava portando in discoteca è stato fermato, sequestrati droga e anche una roncola. Ho visto un po' di casino, diciamo così, chiamiamolo così, là avanti, ma io ero qua, avevo della gente e non sono riuscito a capire come cosa e perché. Una brutta cosa comunque, non dovrebbero succedere queste cose qua. Noi è 23 anni che siamo qua in gelateria, non abbiamo mai visto una cosa così. Che ho chiesto un po' in giro a questi ragazzi che loro hanno visto, ma anche loro dicono che questi ragazzi hanno preso sto signore, presumo, l'hanno picchiato, ma noi come gelateria non abbiamo visto, ma perché avevamo il mondo di gente. Una vera e propria aggressione, quasi una spedizione punitiva, quella messa in atto la sera di Ferragosto in centro a Bibbione da un gruppo di 11 giovanissimi tra i 16 e i 25 anni, un branco eterogeneo composto da ragazzi provenienti dalla Marca orientale e dal veneziano, quasi tutti italiani naturalizzati. È circa mezzanotte in via Maia quando un 33enne udinese in sella alla sua bici se li ritrova in mezzo alla strada, li redarguisce dicendo loro di spostarsi. Ci sono anche delle auto, 5 di loro però non gradiscono il rimprovero, lo inseguono e lo prendono a pugni. Una violenza cieca, l'uomo è solo, viene ferito alla fronte. Dopo l'aggressione c'è stata subito una richiesta di intervento da parte di un cittadino che ha chiamato qua il comando della polizia locale. L'agente che era in servizio in centrale operativa è riuscito attraverso il sistema di videosorveglianza a inquadrare subito la zona che era teatro dell'evento, ha fatto immediatamente quello che era più giusto fare e sono intervenute 2 pattuglie che erano in servizio in quel momento. A supportare la polizia locale arrivano anche i carabinieri. I ragazzi vengono rintracciati nel piazzale delle Corriere, stanno prendendo un bus per Bibbione Pineda, direzione una discoteca. L'autobus è stato fermato grazie anche alla prontezza dell'autista, sono stati fatti scendere i passeggeri che non interessavano ai fini dell'intervento per evitare problemi di ordine pubblico più gravi. I ragazzi sono stati identificati. Oderzo, Motta di Livenza, Cessalto, Porto Gruaro, Fossalta e Varese, i loro luoghi di residenza. A un ragazzo di Fontanelle viene sequestrata una roncola, recuperati anche un bilancino di precisione dell'Ascis, pure un coltello a serramanico. Un fatto isolato in una stagione tranquilla, dice il vice sindaco, decisivi gli occhi elettronici puntati su ogni angolo della cittadina. Certo che le telecamere non servono a niente se poi non c'è chi le guarda, quindi l'occhio tecnico va bene, ma ci vuole poi l'occhio umano che analizza, decide come è meglio procedere.
Il giornalista Gervasutti, già direttore del Giornale di Vicenza ed ora caporedattore del Gazzettino, vittima 5 anni fa di un attentato contro la sua abitazione, racconta al direttore Luigi Baccialli a Focus un dettaglio inedito del suo rapporto con quello che sarebbe il mandante, l'ex senatore Alberto Filippi. Io con Filippi avrò avuto, non so, 2 o 3 incontri, parliamo del 2010 e inizi del 2011, diciamo, 2 o 3 incontri e 4 o 5 telefonate, insomma, non di più, nell'arco di un anno sostanzialmente. Sempre per questa vicenda del CIS, che era questo terreno e in cui lui appunto a ripetizione si lamentava del trattamento. Ma prima che lui, diciamo così, mi mandasse a quel paese sostanzialmente, per usare un eufemismo perché i termini erano decisamente più grevi, ricordo perfettamente che era iniziata, diciamo, la discussione sulla sua possibile cacciata dalla Lega, perché insomma ne aveva combinate parecchie, insomma, e la Lega lo voleva cacciare. E lui mi chiese se era possibile una mia interlocuzione con i vertici leghisti e io non sapendo per quale motivo lui era diciamo nel mirino dei vertici leghisti, questa la racconto per la prima volta, telefonai a Calderoli, che allora aveva un ruolo di gestione, insomma, nei vari passaggi, insomma, della transizione della gestione dei vertici della Lega. Telefonai a Calderoli per chiedergli ma questo ragazzo, insomma, è possibile salvarlo, ne ha combinate di gravi oppure, insomma, ho cercato di mettere una buona parola, insomma, e ricordo che Calderoli mi disse no, guarda, non c'è niente da fare perché è uno che dobbiamo proprio cacciare perché non è possibile, non può stare con la Lega. Il senatore veronese Paolo Tosato è stato incaricato dal segretario regionale della Lega Alberto Stefani di assumere il ruolo di tutore del gruppo consigliare del Carroccio a Palazzo Rossi. Non era mai accaduto prima ed è già un caso politico all'origine della decisione, la necessità di serrare le fila e di riportare nei ranghi tra i consiglieri e l'assessora alla protezione civile, troppo critici nei confronti dell'amministrazione De Pellegrin. Accadeva nell'antica Roma con l'imperatore Giulio Cesare, quando al comando delle legioni, in sostituzione dei consoli, venivano posti i legati, incaricati a rappresentarli. Oggi, 2023 d.C., il legato, proprio come viene specificato dal segretario regionale della Lega Alberto Stefani, è il senatore veronese Paolo Tosato, a cui spetterà il compito di riportare nei ranghi i riottosi esponenti del partito che siedono a Palazzo Rosso, che il sindaco Oscar De Pellegrin vorrebbe allineati alla linea amministrativa della maggioranza. Sotto stretta osservazione tutto il gruppo consiliare, escluso Marzio Sovilla, e gli assessori Lorenza De Cunovic e Paolo Luciani, che della Lega è anche il segretario della sezione cittadina. Proprio Luciani spiega che il senatore Tosato avrà il compito di affiancare il gruppo consiliare, 2 assessori e il direttivo della sezione cittadina del Carroccio. Sarà all'altezza delle aspettative, afferma Luciani. La soluzione di un soggetto esterno per riportare la quiete era stata prospettata nel corso dell'ultimo direttivo provinciale dopo gli scossoni, gli ennesimi, cui si era assistito anche durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale. Sono settimane che con Stefani ci si parla per tentare di trovare una soluzione e dirimere qualche problematica in effetti esistente nel gruppo Lega. Ho avuto conferma sia dall'assessore Lorenza De Cunovic che dal consigliere Pingitore che da parte loro non c'è nessuna intenzione di togliere la fiducia al sindaco. Ma Pingitore, forte dei suoi 26 anni ininterrotti a servizio dei cittadini e dell'ente comunale e tra i nomi fra i più gettonati delle urne, puntualizza: non necessito di avere un tutore. Come reagiranno i suoi colleghi Roberto Ferro e Francesco Lagrua al momento non è dato a sapere. Di De Cunovic ha già detto il segretario provinciale della Lega: nessuna intenzione di mettere i bastoni fra le ruote alla giunta De Pellegrin. Staremo a vedere. Credo che la nomina fatta in assoluta serenità
e accordo fra me e Stefani del senatore Paolo Tosato sia una ottima scelta. Persona seria, persona competente, ma soprattutto non bellunese, e conosce anche poco i problemi del bellunese. Sarà questa la leva che ci farà risolvere i nostri problemi. Ed ora parliamo della West Nile. Dopo il terzo caso verificatosi in città, Padova, quello di un 77 anni del padovano, un nuovo caso è stato segnalato a Vigonovo nel Veneziano ai confini con Saonara. Qui un paziente è stato colpito dalla forma neuroinvasiva del virus. La distanza spaziale tra i due casi ha fatto scattare il cluster. Per questo le autorità sanitarie hanno disposto nell'area misure di disinfestazione straordinarie. 2 cerimonie a Padova per ricordare i 10 partigiani morti nell'eccidio del 1944. Commemorazione alla caserma Piero Bondi, via Chesanuova, a Padova, dell'eccidio nazifascista del 17 agosto 1944. Quel giorno 10 partigiani furono giustiziati per rappresaglia dopo l'uccisione di un tenente dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana attribuita all'attività partigiana, mentre in realtà, come fu verificato anche all'epoca, l'omicidio fu commissionato a 2 sicari da un militare tedesco che aveva contrasti con il tenente italiano per questioni personali. Una lapide ne ricorda il sacrificio, un sacrificio che non deve essere vano e va tramandato anche alle giovani generazioni. Credo che sia importante, purtroppo adesso si vive nell'eterno presente, che per carità è anche bello perché è evidente, però questo vuol dire che si dimentica quello, e noi siamo figli del nostro passato, deve essere superato, deve essere compreso, ma deve essere saputo per non evitare gli errori e capire quello che evidentemente bisogna fare. Raccontare ai ragazzi quello che fu la guerra per coinvolgerli andando oltre i libri di scuola. I ragazzi hanno bisogno, come tutti noi, di esperienze concrete, per cui vedere i posti, partecipare a queste cose qui. Credo che questo dia qualcosa di più rispetto alla pagina. Poi c'è l'intellettuale che evidentemente senza la pagina non può stare, però di fatto credo che l'esperienza concreta, portarli anche in giro, sia una cosa, lo dico anche perché ho fatto tante gite scolastiche, ho visto che recepiscono di più. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per venerdì 18 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura. Locali annuvolamenti, specie al mattino. Presenza di nubi più consistenti nelle zone montane, soprattutto a partire dal pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni tra i 20 e i 21 gradi, massime in aumento comprese tra i 29 e i 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso in pianura, variabile con probabilità di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane, anche di modesta intensità, a partire dal pomeriggio. Venti a regime di brezza. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige giornata caratterizzata da ampie schiarite al mattino, mentre dal pomeriggio nuvolosità più consistente, con possibilità di locali rovesci temporali. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 33 e i 35 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.